Ieri, domenica 18 dicembre, i volontari dell'Associazione Gondolieri di Venezia si sono immersi nelle acque della laguna veneziana, interessandosi del tratto di fondale da Rio della Fava fino all'incrocio con Rio di Santa Marina, recuperando 1.000 chilogrammi di rifiuti. Come ha detto il presidente della Regione Veneto Zaia, forse ci scordiamo che la nostra salute è connessa direttamente alla pulizia e salute dell'ambiente. Contributi come questo, che permettono di ripulire e salvaguardare il territorio in cui viviamo, garantiscono infatti anche di proteggere la nostra salute, ringraziando chi ha partecipato a questa importante iniziativa coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, realizzata col supporto di Veritas.